Benvenuti a Generazione Non Stop Summer TV, ancora qualche puntata prima di concludere questa grande estate 2012 con Omar Bolognesi, con Scivolandia e naturalmente con il nostro grande Stefano Virga che anche oggi ci farà divertire tra la gente. Noi siamo prontissimi, siamo anche pronti per annunciare il DJ che oggi suonerà per voi con il suo DJ set. Scopriremo subito chi è il DJ di oggi che farà da colonna sonora per questa puntata Summer TV. Allora, vediamo la sua scheda e tra poco ritorniamo per annunciare così il tema di oggi. Nome? Giuseppe. Cognome? Clementi. Nome d'arte? Clementi G DJ. La musica che suoni? House commerciale. La musica che ami? Tutta quella che mi trasmette emozione. Segni particolari? Come dice la carta d'identità, nessuno. Sogni particolari? Godermi la vita più a lungo possibile. Guardate, sono un po' dispiaciuto perché oggi abbiamo un tema un pochino... Sì, no, vabbè, un po' pesante. No, vabbè, non è pesante. Cioè, ve lo dico? Si parla di marito e moglie. Sì, non mettere il dito tra marito e moglie. Mai, mai, assolutamente. Ma è sempre lei che vuol litigare o è sempre lui? È colpa sempre di lei o è colpa sempre di lui? Ma quando litigano cosa succede? Cosa succede? Beh, ancora tu non lo sai che sei piccolo, ma cosa succede quando litigano? Beh, possono andare a casa della suocera, della mamma, possono... Beh, guarda, non si sa cosa succede. Vediamo cosa succede nelle normali famiglie. Normali, su. Di solito ogni tanto si litiga con il proprio marito. Mai? Mai. Come mai? Ci amiamo così tanto. Da voi fra moglie e marito non mettere il dito non esiste? Non esiste, no. Parla un po' italiano. Però qualcosa lo capisce, no? Sì, si capisce. Lei è sposato? Lo capisci? È sposato? Sì. Chi comanda in famiglia? Lei o sua moglie? Quindi comanda sua moglie? Sì. E lei subisce? Sì. Dice sempre sì. E ogni tanto litigate? Sì. Signora, allora ogni tanto litigate? Sì, io comando. Chi cede per primo? Quanto litigate? Chi fa la pace per prima? No, io faccio la pace sempre. Ma tutto lei, litiga e fa pace? Lei, tutto. E quando litiga lo manda a dormire sul divano? Sì, lo faccio buono da sua madre. Ah, lo manda da sua mamma? Complimenti, signora. Bravo, è un bravo ragazzo, sì, è un bravo ragazzo. Quando hai litigato invece che un bravo ragazzo? No, è bravo, perché perché è bravo, allora mi ascolta sempre. Ah, per questo fa quello che vuole, che è bravo. Ah, se no, se era uno duro non mi ascoltava niente. Ogni tanto litiga con sua moglie? Ogni tanto, perché? Capita. Perché capita, no? Capita. Se la manda a dormire sul divano o viceversa? No. Questo no. E poi a fare pace chi è per primo, di solito? Chi inizia? Mia moglie. Ah, sempre la donna. Mia moglie. Va bene, buona continuazione. Grazie. Questo no. Siete sposati o una giovane coppia? No, fidanzati. Fidanzate, di solito litigate? Sì. E chi inizia prima a litigare di solito? Io. Lei? E poi a fare pace che è sempre lei? No, a lui che dai, facciamo pace. E perché scusi, visto che lei ha litigato vuole fare sempre pace? Lei crede a lei? È lei che viene piangendo da me, mi fa dai, amore, facciamo pace, dai. Quindi la donna ne sa una più del diavolo. Non si dicono le bugie. È lui che le sta dicendo. E quando litigate quella frase magari più comune che usa per mandarlo a quel paese qual è? Vaffanculo. Di solito si litiga con le mogli, no? Certo. E chi inizia? Sempre io. E perché sempre lei? Perché sempre tu? Perché sempre lei? Perché? È per maloso? Un poco. Un po'. E poi a fare pace chi è? Lei o la moglie? Tutte e due insieme. Ma le frasi quelle più comuni per mandare a quel paese che usa lei di solito quali sono? Non lo faccio mai con mia moglie. Non lo fa mai. Ma si non litiga ma per amare sempre di più. Esatto, è così. Ma guarda, io sono di Milano, non so di Palermo, no? No, non so di qua.
però alcune volte, lo posso dire cosa dico a mia moglie? Milanese. No, io non, cioè dico, sono di Milano, però vivo a Palermo da tanto tempo, allora quando mi girano, posso dire qualche cosa? Quando mi girano proprio le palle dico, ma va scassa, forza Palermo, Lei litiga? No, mai. Non si direbbe. No, noi siamo... Signora, lei litiga con suo marito? No, ma siamo noi marito e moglie. Ho capito che marito e moglie, ma ha litigato ogni tanto? No, mai. Mai? Una coppia felice. E appunto, l'amore non è bello se non è litigarello, quindi... No, litighiamo, è come se litighiamo. A casa sua chi porta i pantaloni? Mio marito. Sì, questo lo sappiamo, ma chi comanda? Mio marito sempre. Ogni tanto comanda? Dai, ma non posso comandare. Non ci riesci? No. E ogni tanto litigate? Sempre. Quasi sempre, no? Sempre. E qualche frase che dice a suo marito quando litigate? Si possono dire? No, non si possono dire. Sono cose private? Sì. Nel divano lo mando. Ah, lo manda nel divano? Chi comanda a casa sua? Chi ha i pantaloni? Mio marito? Sì. Io. Ecco, lo sapevo. Ma ha comandato sempre lei o...? No, quando non ci sono comanda lui, sì. Ah, quando lei non è a casa comanda lui. Complimenti. No, perché le donne sono tutte pericolose. E ogni tanto litigate, signora vice che comanda lei? La fa arrabbiare ogni tanto suo marito? Ogni tanto siamo calmi. Ogni tanto è calma, quindi sempre che litigate? Sempre. Lo fa arrabbiare allora, no? Anche lui? Lo fa arrabbiare sempre? Sempre. Combina sempre marachelle? Sempre guai. Dimentica sempre le cose. Posa una cosa non la trova mai. Che poi cerchiamo quella cosa di speratura. No, lo vuole da me. Dove ho messo questa le chiavi? L'hai posato tu? Che c'entro io? No, lo vuole da me. E non lì lo so. scaturisce la lite? Sì. No, vabbè. In questa puntata di Generazione Non Stop Summer TV siamo con niente po' di meno che si dice così. Po' di meno che Mixo. Buongiorno Omar. Buongiorno. Allora, ti trovo qua a Scivolandia quasi per caso. Quasi per caso, guarda, non c'era assolutamente, non era neanche in conto. Di solito hai mai visto tu Scivolandia di giorno? Tu che sei un frequentatore notturno di Scivolandia? Veramente di rado, visto che la frequento solitamente di notte per ovvi impegni lavorativi. Anche quest'anno, oggi era la prima volta, avevo deciso di fare un bagnetto, invece la mia dolce metà ha deciso che oggi di bagno non se ne faceva. Ecco così, tanto perché sei venuto qua una volta in un anno, ha deciso così. Sai come sono le donne, no? Le donne devono sempre prendere le scelte giuste al momento giusto. Oggigiorno sono agguerrite, devono sempre vincere loro, per cui insomma noi abbassiamo la testa, chiniamo il capo, insomma, e facciamo decidere. E a proposito di questo c'è Stefano Virga che sta girando tra la gente appunto per parlare uomo, donna, insomma i litigi della coppia. Allora, parliamo di te. Stefano è quello che ne sa una più del diavolo, il sempre. Proverbiale Stefano Virga. È sempre informato su tutto e di tutti. Allora, parliamo invece di Mixo, quindi Antonio Ligregni, lo possiamo dire? Altro che allora, sì. Ho anche io un nome e un cognome. Allora, Antonio, Scivolandia, estate 2012, esperienze. Estate 2012, siamo partiti molto bene, inaugurazione il 23 di giugno, Tacabro, quindi Salvo Sapienza, Rulli MC, 4.000 persone, è andato veramente benissimo. Siamo andati avanti con un gran festival anni 90 3 settimane dopo, e poi il 28 di luglio c'è stato l'ultimo White Evolution, anche quello è andato molto bene con il ritorno di René La Bulgara dopo 4 anni, insomma siamo molto contenti di come stanno andando le cose e abbiamo un'ultima puntata del Party Dance Evolution che chiuderà l'estate a Scivolandia il 1° di settembre con il ritorno di RTL 102.5, ci sarà Francesca Faggella e Cristian Albertoni. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hacen tacatá. Allora, Mixo, tu che sei la grande voce di Scivolandia, quindi la voce notturna di Scivolandia, cosa comporta realizzare questi tipi di spettacoli, quindi anche questi grandi eventi dove appunto ci sono 2-3.000 persone sempre presenti che assistono all'evento? C'è una bella domanda, sai perché? Spesso e volentieri la gente è convinta che tutto quanto si riduca al momento della serata, cioè quelle 2-3 ore dall'1 alle 4 alle 5 del mattino del sabato notte.
Invece poi in realtà non è così, perché ci sono 40-50 persone, c'è un grosso staff di gente che lavora dietro a tutto questo, dal pubblicitario al grafico a chi si occupa della promozione, poi alla fine agli impianti, insomma tutto quello che concerne la scenografia, tutto insieme e soprattutto tutti insieme si cerca di fare diventare grande una festa che è nata 5 anni fa e che di anno in anno è comunque diventato uno dei punti di riferimento fondamentali della Sicilia by Night. Sai dirmi quante persone lavorano ogni serata? Guarda, considerando che sono il direttore artistico del locale da 5 anni ormai, esattamente le persone sono 55 fra promoters, grafici, assistenti vari, bodyguard. I bodyguard sono 45 ad ogni evento, quindi possiamo dire alle persone che hanno voglia di venire a Scivolandia che probabilmente è uno dei posti più sicuri in tutta Italia. Vorrei entrare un po' sul personale di Antonio Ligregni, quindi mixo. Vuoi entrare? Sì, allora litighi mai con la tua ragazza? Praticamente tutti i giorni. Perché è il tema di oggi, i litigi tra moglie e marito, tra fidanzati, insomma i litigi nella coppia. Io sono dell'idea che bisogna litigare, perché litigando si riesce a capire quali sono i punti che non vanno e come si devono aggiustare. Credo poco alle coppie che non litigano e credo veramente che quelle siano le coppie che hanno un po' di problemi, perché possibilmente non hanno il coraggio di dirsi le cose con trasparenza e face to face. Sono dell'idea che ogni tanto bisogna anche gridarsi in faccia le cose, sapendo poi che dopo un'ora, dopo 10 minuti ci si riabbraccia, ci si vuole bene e magari si corre in camera da letto a consumare. Ecco, ha fatto una grande dichiarazione d'amore e vediamo cosa ne pensa a proposito la gente. Tu sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena, y ya todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. Ma non lo so chi comanda a casa nostra. Ancora non si è capito? La nipotina forse. Forse la nipotina, che ha tutto il diritto secondo me. Sì, senz'altro, c'è il diritto di comandare, di fare quello che vuole. E prima della nipotina? Prima che arrivasse la nipotina? I figli. È un problema. È un problema, certo. È stato un problema, una vita martoriata in questo senso. Una vita difficile. Ogni tanto litiga lei con suo marito? Sicuro? Per quale motivo di solito litigate? Boh, non lo so. Tanto per litigare? Sì. Magari per nervosismo, magari? Sicuro, sì. Quasi sempre. E quali sono i motivi per cui litigate quasi sempre? Cavolati, cose naturali, così. Gelosia. Gelosia? Se non c'è gelosia non c'è amore, giusto? No, non mi conviene la sala mia. Perché non ne trova più? No, perché mi sono a casa e poi ci perdo a casa. Si perde i soldi, sono assai i soldi, frate. Ma c'è un po' su parlare. Noi non mi viene bene, no? Fra lei invece il suo ragazzo chi comanda? No, andiamo di comune accordo, secondo me non ci deve essere chi comanda e chi sta sotto. Certo, lei giustamente dopo le interviste precedenti già si è fatto il riassunto e ora è preparata. È bello così. Prendiamola così. Secondo me non ci deve essere chi comanda e chi non comanda. Devono essere tutti e due equiparati, perché secondo me l'accordo in una coppia non si stabilisce tra chi comanda e chi non comanda. Non si avrà mai un accordo, un rapporto duraturo se c'è chi comanda e chi magari è subordinato all'altro. Gelosia si va per dire ogni tanto, anche qualche litigata, se non c'è la faccio nascere, perché è un modo anche per capire di più dell'altro. Ah, quindi il litigare rafforza la coppia? Sì. Aiuta a conoscersi entrambi? Certo. A casa mia comando io e quando mia moglie grida io mi nascondo sotto il tavolo. Io ho raccontato tutto già. Signora, complimenti. Dorme ne so mai io a casa mia. Volevo arrivare appunto a questo, che sicuramente lo manda la sua mamma. Ma lui ritorna perché senza di me non può vivere. Un po' di bugie ti ha detto. Cioè, io quando vado via di casa per me è un paradiso. Arrefisca, come si dice? Arrefisco, ringiovanisco, che è diverso. Mi faccio la mia vita, c'ho la mia amante. Anche lei forse c'ha l'amante, non lo so. Quindi non vedo l'ora che se ne vada a casa. Sì, così facciamo. Capita una volta al mese, non è che lo facciamo tanto. Abbiamo iniziato così, lo facevamo 2 volte l'anno, adesso ogni mese, con la speranza che sia ogni settimana. Questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere prima della nostra vecchiaia. Il nostro sogno, ci siamo sposate con questo obiettivo. Amore libero, siamo moderni. Adesso voglio frequentare questi locali particolari, che non voglio dire, però sono un po' particolari, che al nord sono presente. Adesso vediamo se c'è qualcosa. Scambisti per caso? Esatto, non lo volevo dire, ma... E quindi chi ha ragione, lei o lui? Fondamentalmente ha quasi sempre ragione lei.
o comunque devi darle la ragione. Ecco, quindi non è detto che per forza ce l'abbia, ma ce l'ha. Cioè. Non è detto, ma ce l'ha sempre e comunque, perché se no non cucina più l'ovetto, non ti stira più la camicia, non te la dà più, e se non trombi più poi sono casini. Insomma, ci sono tante motivazioni, però scherzi a parte, sai com'è Omar, i tempi sono cambiati. 20 anni fa la ragazza faceva la ragazza, guardandola da un punto di vista molto maschilista, no? Oggi invece la ragazza ha il proprio lavoro, spesso e volentieri è una persona che ha comunque una sua indipendenza, per cui riesce a tirare fuori molto di più, molto più spesso e molto meglio il proprio pensiero. Per cui questo pensiero spesso e volentieri va in contrasto con quello che l'uomo pensa e da lì nascono litigi. C'è bisogno di sapere scendere a compromessi. E quindi in poche parole la donna ha ragione e basta. La donna ha sempre ragione, anche perché ha quella cosa lì che noi insomma ne abbiamo sempre bisogno. Va bene, ok, noi andiamo avanti con Stefano. Grazie Mixo per essere stati con noi. Generazione Stop Summer TV. Ciao Mixo, è successo qualcosa? Non è che stai litigando, Stai litigando, è successo qualcosa? Sto già litigando perché lei... vabbè, lo ti lascio. Cioè, allora, la mia ragazza, no, che fra l'altro saluto, si chiama Francesca, non capisce che quando dico quella cosa lì parlo di amore. Ah, ecco, non avevo capito neanch'io. Allora, bello l'amore, viva l'amore! Viva l'amore, fondamentalmente un uomo senza amore che cos'è? Niente. Senza una persona che ti vuole bene e alla quale tu riesci a voler bene in maniera assolutamente trasparente e soprattutto decisamente piena di energia. Senza quella. Pensavo fosse anche un filosofo. Beh, abbiamo scoperto un lato di Mixo che... Oh, ma sì, guarda, c'è l'amore dentro di me. Beh, sappiamo che sei un grandissimo veterano, infatti vedevo che ti stavi dando da fare, guarda che c'è qualcuno che ti guarda male da quella parte, comunque sappiamo che sei un grandissimo veterano anche di radio, da sempre, da ormai sai che ne abbiamo fatte insieme tanta. Sì, siamo cresciuti con la radio e ti volevo chiedere, quindi dai tempi della radio, di 15-20 anni fa forse, ad oggi la musica come è cambiata e poi anche nel particolare questi 5 anni di Scivolandia, quindi questi 5 anni se è cambiato qualcosa nella musica? Allora, non so se ci hai fatto caso Omar, però 20 anni fa c'era molto cantato, la gente andava in discoteca alle 9:30 della sera, riempiva il locale all'1:30 e andava via. Fondamentalmente la cosa, il tratto che riusciva veramente a contraddistinguere la musica era il cantato. La gente andava in discoteca, si divertiva, cantava, ballava, rideva, batteva le mani. Per un periodo, fra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, questo è un po' cambiato. Molta musica minimal, gente un po' più scazzata, gente che andava in discoteca lì molte volte anche per non passarsela troppo bene. Devo dire che gli ultimi 2-3 anni siamo un po' ritornati alla melodia, siamo molto ritornati al cantato grazie ad artisti internazionali come David Guetta e soprattutto alle collaborazioni che i grandi DJ hanno cominciato ad avere con gli artisti del mondo della musica pop. Quindi se ascolti la musica, soprattutto anche se vedi le nostre serate di adesso, c'è molto cantato, c'è di nuovo il tentativo di coinvolgere le grandi masse a far sì che una serata non sia semplicemente un evento da ballo, ma un concerto vero e proprio fatto non da un artista singolo, ma da un DJ che riesca insomma a mettere insieme nel miglior modo possibile e soprattutto con un filo logico quante più canzoni che riescono a mettere insomma a far provare delle emozioni e dell'energia. Infatti oggi vediamo anche i cantanti che comunque appunto riprendono a cantare anche nelle loro serate dance, comunque cantano. C'è molta collaborazione, qualche settimana fa quando abbiamo fatto l'evento anni 90 le 2000 persone che sono state con noi hanno passato 3 ore a cantare continuamente quei pezzi che ricordavano, perché comunque hanno contraddistinto una delle tappe fondamentali della vita. Fondamentalmente ho sempre pensato che la musica dance sia proprio questo, cioè nasce, cresce, si evolve, dura quei 2, 3, 4, 5 mesi e poi fondamentalmente insomma riesce comunque a segnare delle tappe fondamentali della vita di ognuno, perché tu magari ricordi un pezzo e cominci a dire oh cazzo, io stavo con quella lì, mi sono sposato, mi sono mollato, ho fatto dei figli, ho avuto l'incidente o comunque sono stato bene, è stata l'estate X. Comunque la cosa bella è anche che i ragazzi a 12-13 anni conoscono questa musica anni 90, questi pezzi li conoscono comunque, li studiano, li ascoltano, li guardano su YouTube. Li conoscono perché fondamentalmente è ancora la musica cantata, non è un semplice tunes tunes tunes.
per cui insomma Albertino, Fargetta, Gigi D'Agostino hanno fatto scuola, soprattutto hanno creato un mood, hanno creato un movimento, hanno fatto sì insomma che quella roba lì rimanesse fino ai giorni nostri, e di questo insomma dobbiamo essergliene grati. È anche il motivo per il quale ancora oggi riescono a funzionare, ed è il motivo per il quale fondamentalmente non ci sono più progetti dance che hanno un vero valore artistico, ma solamente delle persone messe dietro delle macchine che creano qualcosa che alle volte ha fortuna e alle volte un po' meno. Saluti a Generazione Non Stop, vi aspetto sabato 1 settembre per l'ultimo appuntamento con il Dance Evolution Party, ci sarà RTL 102.5 e mi raccomando, veniteci tutti. In conclusione, a me è sembrato di capire che comunque in ogni famiglia è la donna che comanda. Sbaglio? Me lo direte, lo potete anche scrivere nella mia pagina Facebook, va bene? Potete scriverlo tranquillamente se ho ragione o torto, ma mi sa proprio che è così. Ragazzi, vi ricordo www.generazionenonstop.it, c'è anche Facebook, trovate con Omar Bolognesi, insomma adesso anche su Twitter, quindi potete scriverci e dire la vostra opinione, chissà, magari anche proporre voi il tema della puntata qui in diretta da Scivolandia. Quindi allora noi vi salutiamo, ma ancora prima facciamo fare i saluti al nostro DJ. Contatti www.giuseppeclementi.it. Saluti. Ciao amici di Generazione Non Stop. Salutiamo tutti coloro che hanno preso parte alla trasmissione di oggi e salutiamo tutti gli amici di Scivolandia, anche quelli che ci hanno solo guardato e non hanno partecipato. Grazie Stefano Virga. Allora, ci vediamo alla prossima puntata, non mancate perché ve ne faremo vedere delle belle. Ciao. Oh, benvenuto, ti abbiamo scovato al mare. È stato un po' improvvisato, non nel mare. Puro insomma mettendo... Allora vorrei entrare un po' sul personale, ma tu litighi... Entra ma fai attenzione. Sì, piano, non ti preoccupare, non ti faccio male. Okay. No, dai, questa cosa... Ma la manda a dormire sul divano quanto litigate? L'amante? La manda a dormire sul divano quanto litiga? No, la manda con l'amante. Scusi, e te le lecco? Se vuole leccare lecca, ma non è te le lecca. Scivolandia, ultimo dance. 20 anni e 5 anni. No, dico ho tagliato. Niente, No! Visto che loro... Allora, chi porta i pantaloni fra di voi? Tutte e due. Sì, i jeans, lo so, nel senso metaforicamente parlando, nel senso chi comanda? Ah! Si può tagliare questo? Sì, si può tagliare, mi dice chi comanda. Live from Scivolandia. Attacca yo, il mio también. Generazione Non Stop Summer TV, il programma dell'estate con Omar Bolognesi. Tutte le domeniche mattina alle 9:10 e la sera alle 19 e in replica il martedì alle 15, il mercoledì alle 21 e il giovedì alle 24. Generazione Non Stop Summer TV.